Buonasera a tutti e benvenuti a 4 domande A, l'appuntamento serale della pagina Facebook Economia Forte, Futuro Migliore. Sono Matteo Grigoli e questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Stefano Valdegamberi e con lui parleremo di AGSM, A2A e di Verona. Benvenuto Stefano e grazie della tua presenza. So che Salve a vieni, tutti. so che vieni di corpo del Consiglio regionale, finalmente è andato. Finalmente un consiglio andato di persona, no? Più telematico. Sì, sono appena rientrato proprio a casa adesso, eravamo a Venezia prima, dopo tanto tempo siamo ritornati a rincontrarci ancora in regione, insomma è stato una... ormai eravamo ormai abituati ai consigli regionali online e siamo ritornati alla realtà. Finalmente si torna un po', tra virgolette, alla normalità, perché cose da fare ce ne sono. Sì. Anche se oggi Venezia era un deserto, ho fatto 2 passi via Luna in piazza San Marco e veramente c'era ancora tutto chiuso, qualche negozio era aperto, però non si vedevano turisti, ovviamente zero, quindi era una città, una visione un po' particolare della nostra città che di solito non ero abituato a vedere, perché di solito è sempre affollato tutto l'anno da turisti, un andirivieni di turisti, e vedere piazza San Marco, tutti i dintorni del centro così vuoti, praticamente vuoti, qualche piccolo cantiere che c'era di lavori che facevano, magari cogliendo l'occasione anche di questa chiusura. Era ancora una città dove c'erano solo veneziani, sì, non neanche quelli, non c'era neanche un turista, proprio zero. Sì, forse questa pandemia ha dato l'idea di quanto poco abitata sia il centro storico di Venezia, che sia ormai tutto adibito a bed and breakfast, a camere e a poco i veneziani veri e propri. Infatti sembrava una città fantasma oggi, vista oggi. Ecco, allora benvenuto a 4 domande A, questo appuntamento serale della pagina Facebook Economia Forte e Futuro Migliore, e incominciamo subito con la prima domanda. Ultimamente a Verona si parla sempre di più della fusione tra AGSM e A2A di Milano-Brescia, ma ci puoi spiegare cosa sta succedendo e se veramente questa fusione si ha da fare? Ma francamente già qualche mese fa, quando leggevo di queste operazioni, ho cercato un attimo di capirle meglio, anche se francamente sono sempre state molto blindate, le informazioni che sono uscite anche ai cittadini sono del tutto inesistenti, un po' nascondendosi dietro al discorso del segreto industriale, eccetera, eccetera, industriale, della privacy, eccetera, ma poiché si tratta di un'azienda che è un'azienda legata al territorio di proprietà pubblica, totalmente pubblica, insomma ho cercato di capire cosa si stesse per fare. Da quello che le informazioni che ho assunto si passa di fatto a una GSM controllata di fatto da A2A, che è questa società di Milano quotata in borsa, che eroga servizi, molti servizi, soprattutto gas e energia, e comunque di fatto GSM scomparirebbe, verrebbe assorbita da A2A, anche se rimane una società partecipata, ma secondo i piani di questa operazione il consiglio di amministrazione spetterebbe di diritto di nomina alla 2A e insomma sarebbe solo una presenza più simbolica da parte dei veronesi che di comando reale dell'azienda, che passerebbe di mano a questa società milanese. Ecco, noi poiché abbiamo già subito operazioni del genere dal mondo bancario, il mondo delle municipalizzate e altre municipalizzate, siamo ai trasporti, pensiamo poi al mondo anche al discorso dell'aeroporto, cioè a Verona ormai la centralità di Verona, che era la seconda piazza finanziaria d'Italia, è passata ormai in secondo o terzo ordine, anzi non c'è più, perché ormai siamo tutti controllati da realtà esterne a noi. Insomma, credo che valeva la pena fare un po' di analisi, di riflessione, se questo passaggio fosse veramente utile per Verona e per i veronesi. Ho capito. Ma si parlava anche di Trento, Bolzano, Bologna, ma perché non si Allora, può guarda, ma perché non si può creare un consorzio dove ognuno mantenga la propria identità, che ne so, con AIM Vicenza, ASCO Piave Treviso? allora, guarda, io ero tra i promotori di un'aggregazione veneta, o meglio del nord-est, mettendo insieme magari Trentino, che Friuli, eccetera, cercando... Scusate perché arriva la telefonata,
e mettendo insieme quindi le realtà del nord-est, perché non dare sempre al traino di altri. E la domanda che fai è molto pertinente, e sta di fatto che, difatti volevo, scusa un secondo che qua, suonata e che non ha capito, non deve chiamare in questo momento. Dicevo che ero favorevole un'ipotesi, sarei favorevole a un'ipotesi diversa che sarebbe fattibile, tant'è che a un certo punto non riuscivo a capire come mai si fosse guardato a senso unico verso A2A, tra l'altro con un percorso molto discusso e discutibile, tant'è che la nomina stessa del presidente del GSM, che viene, si dice, su proposta della industriale di Verona, di Confindustria, io non capisco poi cosa, secondo me più che di Verona sono Confindustria dall'alto, o meglio Confindustria Milano o qualche milanese che vuole intrufolarsi, e trovando questa azienda che è fortemente radicata al territorio, che comunque al di là della palla al piede delle 2 o 3 cose ha una buona redditività ed ha anche un servizi a prezzi migliori. Ho fatto fare un'analisi anche dei prezzi dell'offerta del metano fatto da GSM, ed è migliore del metano energia, ed è migliore di quello offerto da 2A, quindi non cercavo di capire quali fossero i vantaggi per la nostra città in questo, e francamente non riesco a capirne. Il sindaco ha convocato venerdì una riunione, cercava di spiegarci, ma francamente un conto è rappresentare sulla carta questi benefici fantomatici, poi un conto vede la realtà, cioè sta di fatto che noi perdiamo completamente il controllo su questa azienda, e poi quando è sotto controllo degli altri, ovviamente sono gli altri a decidere le sorti di tutto ciò che appartiene al nostro territorio. E quindi la via maestra per me sarebbe quella di creare un consorzio tra realtà, una rete di impresa tra realtà esistenti, tant'è che ho subito contattato Bolzano, ho sentito anche Trento, Alteria, Dolomiti, eccetera, le varie gestioni. Loro si sono un po' quasi offesi del fatto che Verona gli ha chiuso le porte in faccia, cioè loro hanno cercato, ha bussato alla porta che del sindaco più volte, ma sono stati esclusi a priori perché c'è stata questa volontà, che voglio capire guidata da chi e con quali fini, di portare Verona su Milano. Ecco, la cosa mi è sembrata molto scorretta e anche poco opportuna, tant'è che allora ho approfondito il dialogo sia con Trento e Bolzano, e loro sarebbero disponibili anche loro ad aggregarsi a Verona, perché vedono Verona come una realtà locale, territoriale molto simile a loro, per cui lavorare insieme, sviluppare dei programmi insieme, al limite anche fare delle strategie verso le grandi gruppi come può essere A2A, che fa 7-8 miliardi di fatturato, muoversi insieme in modo tale per non essere schiacciati e poter dirla loro. Tant'è che poi non sono realtà sane, che hanno una buona redditività, non sono un baraccone come A2A, che dove è vero che è grande, fa quasi mi pare intorno agli 8 miliardi di fatturato, 7-8 miliardi, tra 7 e 8 miliardi, ma ne ha altrettanti di debiti, cioè sono realtà indebitate che hanno bisogno sempre di più di prendersi le prede nuove, fresche, da assorbire per soddisfare le esigenze degli azionisti, dei finanziatori, eccetera, eccetera. Scusa, non certo le esigenze nostre. Cos'è che dice il sindaco, che mi ha detto il sindaco Sborina a me, quando ovviamente ho contestato questa scelta? Volevo dei chiarimenti che non mi sono mai stati dati, nemmeno mi è stato, ancora 2 mesi fa ho detto, ma le tariffe, come scusate, ma se l'obiettivo è quello di avere tariffe, ai cittadini interessa pagare meno l'energia, pagare meno il metano, avere un buon servizio, questo serve ai cittadini, ma se alla fine ho fatto fare un'analisi da un esperto negli ultimi 2 anni, e le tariffe applicate da A2A sono superiori a quelle da GSM, spiegatemi dov'è il vantaggio. Mi dicono, ma nel futuro ci vogliono grandi aggregazioni, non stanno in piedi queste realtà qua. Non è vero. Nelle grandi aggregazioni ci sono le economie di scala, ma ci possono essere anche le diseconomie di scala. Quando diventa una struttura troppo complessa, diventa poco flessibile, si stacca il territorio, poco efficiente, e delle volte ci sono piccole realtà che si riescono a muoversi sul mercato molto meglio delle grandi realtà e riescono anche a spuntare condizioni migliori. Mi sono anche informato da esperti, i quali mi hanno detto che non è sulla grande quantità dell'acquisto del metano che tu puoi, per esempio, scontare del gas, puoi scontare migliori condizioni. Molte volte, siccome sono delle quotazioni nel mercato flessibile, dipende dalla capacità di comprare, di essere flessibile, di essere attenti alle fluttuazioni del mercato, cioè
è un altro modo che si misura l'efficienza e anche la possibilità di trarne beneficio per l'azienda, non certo quello da fare le grandi masse di acquisto, ma poi se vogliamo fare queste basterebbe fare un contratto, un accordo con gli altri dicendo va bene, facciamo un consorzio, cioè una fase aziendale, tipo può essere l'approvvigionamento a materie prime, tipo può essere l'ottimizzazione dei servizi interni, l'informatizzazione del sistema, la gestione della clientela, uniformiamo tra di noi, ottimizziamo quindi gli investimenti, invece di investire per utenti di Verona, investiamo con la stessa piattaforma per utenti di tutto un territorio più vasto, mettendo insieme Trento, Bolzano, Verona, Vicenza e Mantova, è stato stimato già la possibilità di arrivare a un raggruppamento che ha 5 miliardi di fatturato quasi. Quindi voglio dire, ne fa 7 a 2A, molto efficiente, sicuramente non è l'ultimo sul mercato, si pone nella media alta e quindi riusciamo e soprattutto è sotto il controllo del territorio, siamo noi che lo controlliamo, siamo noi che diamo le direttive e lavora per il territorio, non lavora per gli azionisti di Milano o internazionali, lavora per il nostro territorio. Ecco, questa è stata la riflessione che io ho fatto, l'ho condivisa anche con gli altri, diciamo, ho avuto una serie di telefonate, anche uno scambio di corrispondenza, perché ho voluto mettere nero su bianco con Trento e Bolzano, i quali loro dicono che con Verona vogliono ragionare, però si sono trovati la porta sbattuta in faccia. Questa è la realtà. È che io ho detto stop, fermiamoci, ragioniamo, riflettiamo, ho cercato di far riflettere anche le forze politiche, ho fatto un ragionamento con i responsabili anche della Lega, con i responsabili di altri partiti, per dire, guarda, siete sicuri? Ho trovato molti dubbi, molte perplessità, certo che va avanti a spada tratta in questa linea pare che sia il nostro sindaco, il quale mi auguro, adesso vediamo venerdì cosa dirà, io dirò esporrà i miei dubbi sulla cosa. Era meglio, la trattativa è stata fatta in maniera molto riservata, troppo riservata, troppo particolare, insomma siamo trovati di fronte a un percorso già costruito a priori. Quando io nomino un presidente che è espressione di Confindustria, che è espressione di coloro che vogliono andare a Milano, è chiaro che mi costruisce dei consulenti a tutto quello che viene nominato, sono funzionali a arrivare a quell'obiettivo lì, insomma, si sa benissimo, se io prendo un consulente e dice dove vuoi arrivare là, lui ti scriverà una bella relazione, ti troverà 1000 motivazioni per andare là, ma no, questa per me non è la via maestra da seguire, quantomeno non va fatta in questo modo e va fatta con maggiore riflessione. Ecco perché sono intervenuto abbastanza pesantemente, poi ma purtroppo i media veronesi non danno spazio a questo, devo dire chiaramente, perché non è uscito mai nessun articolo nella sua arena. Perché? Perché è semplice, perché AGSM ha stanziato risorse per finanziare la campagna pro Milano. Questo è ancora più assurdo, cioè i media sono stati pagati dalle agenzie, queste informazioni che posso darle senza paura di essere smentito perché sono fonti interne riservate, sono stati stanziati dei soldi per dire che questa è la scelta migliore possibile, ma sono gli stessi soldi che pagano i cittadini, ma i cittadini devono avere un soggetto terzo che li garantisca, non che le scelte vengano la comunicazione sia pagata con i soldi di coloro che sono i beneficiari di questa fusione. Questo non l'accetto e quindi noi, chi contribuente, l'utente AGSM, con i suoi soldi ha pagato la campagna di promozione per l'aggregazione a A2A. Questo lo trovo quasi offensivo, se non quasi un reato anche. Quindi su queste cose qua io voglio chiarezza, da cittadino prima che da amministratore, perché ritengo abbiamo già fatto fin troppi errori a Verona, svendendo i nostri gioielli, il nostro patrimonio ad altri, con promesse varie, mai mantenute, vedi l'aeroporto e altre cose. Io ero contrario anche all'aeroporto anni fa, avevo chiesto di fare una gara internazionale, perché credo per non essere, perché era conteso Verona tra Venezia e Milano, io ho detto facciamo una gara internazionale, siamo andati in mano a Venezia, perché anche certi, la responsabilità anche da certi industriali di Verona, i quali probabilmente sono bravi a fare il loro lavoro, ma non sanno, sono pilotati sulle scelte strategiche da Confindustria Nazionale, da qualche altro interessato, che hanno la responsabilità di aver demolito tutto il patrimonio aziendale, soprattutto nelle utilities e nei servizi di questa città qua. Perché le scelte sbagliate non le ha fatte solo la politica. Io mi ricordo molto bene il dibattito, sono state le Camere di Commercio, gli imprenditori, i rappresentanti dell'impresa che hanno spinto verso direzioni che adesso siamo nei quali oggi abbiamo i problemi
che appunto stiamo vivendo quotidianamente. Vediamo il Catullo, per esempio. E qualcuno dovrebbe assumersi una responsabilità, perché questa responsabilità non sono solo della politica. Allora Tosi ha ceduto a queste pressioni e vediamo come siamo arrivati. Io, se andate a prendere i comunicati di 5-6 anni fa, mettevo in chiaro i problemi che avremmo avuto, che stiamo avendo oggi, li avevo già prospettati, perché sapevo già qual era la funzione di Verona, di essere, non di crescere, di svilupparsi, di essere cuscinetto contro Milano. L'importante era mettere la pedina lì, occuparla e poi portare via i servizi migliori. Abbiamo portato tutti a Venezia, l'abbiamo svuotata per tenere lì perché non entri Milano. E allora noi cosa dobbiamo fare? La vocazione, scusate un attimo perché qua, la vocazione storica, ho i figli che parlano, gli ho detto, è un secondo, finisco. E la vocazione che noi abbiamo come Verona è sempre stata forte. Se guardiamo ancora dall'antichità, gli Scaligeri erano i vicari imperiali, ha sempre guardato a nord. Cioè noi siamo una crocevia importante, sia dal punto di vista viabilistico, economico e quant'altro. Abbiamo l'interporto più importante del sud Europa, abbiamo cose importanti, però siamo piccoli e marginali se non facciamo alleanze, ma alleanze non possiamo farle con chi ci vuole mangiare. A mio avviso, noi dobbiamo guardare a nord, e a nord cioè per l'aeroporto di Verona, a mio avviso, dobbiamo cercare partner a Francoforte, non dobbiamo cercare partner a Milano o a Venezia, perché entrambi cercano di risucchiarci. Ecco, e questa era la strategia che dicevo per l'aeroporto, che vale ancora di più per la GSM. L'ho detto prima, lungo diciamo nell'area del bacino dell'Adige abbiamo diverse realtà che hanno la possibilità di aggregarsi assieme, diventare una forza nuova. Cioè siamo noi che guidiamo, non ci facciamo guidare dagli altri, abbiamo noi le condizioni. Sembra quasi che andiamo in giro per l'Italia con il piattino in mano per farci comprare quando abbiamo i bilanci messi meglio di chi ci compra. Questo è il problema. Allora dobbiamo metterci da parte questo spirito di sudditanza e di inferiorità e cominciare a ragionare con chi ha gli stessi nostri obiettivi, che sono quelli di salvaguardare il territorio, di dare un buon servizio, di essere legati alle comunità locali e non essere un'azienda così che è quotata in borsa, che poi alla fine risponde a logiche di redditività, di profitto degli azionisti, e poco importa poi sul ritorno concreto al territorio. Su questo, qual è la critica che viene fatta a questo pensiero? Oltre a quella che ho detto prima, che noi non avranno futuro questa realtà, che non è vero, oltre a quella sempre errata che solo aggregandoci potremo migliorare i servizi agli utenti, che non è vero, i dati nel passato dimostrano il contrario. Io sfido chiunque di A2A a dirmi che negli ultimi 5 anni ha fatto tariffe meglio di AGSM. Tutti gli esperti a cui ho chiesto mi hanno fatto analisi e hanno detto che AGSM ha fatto le tariffe migliori di A2A. Quindi dovremmo aspettarci un aumento anche del prezzo del metano e dell'energia, se questo sono i fatti e le cifre, non le opinioni. Seconda cosa, l'altro motivo che si dice che alleta molto il comune è dire: guardate, noi, questa società che viene fatta con l'apporto di asset, cioè di attività che vengono messe, sia la GSM entra in questa società in toto, Milano ci mette un depuratore, ci mette un termovalorizzatore, ci mette le centrali idroelettriche, entra AIM di Vicenza entra anche questa dentro, e A2A si ottiene un terzo del capitale. Ma vi pare normale che uno entri dentro con un terzo e poi però si nomina e comanda lei, cioè alla minoranza, cioè mette meno soldi però vuole il comando. Scusami, mettaci almeno il 50%, ma se vuole comandare mettendoci meno soldi. Finisco il ragionamento. Con questa logica che qui, cioè mi metti un terzo e poi tu vuoi il comando, patti parasociali, tu vuoi comandare la società, cioè il CDA è nominato, il presidente del CDA è nominato da Milano, questo leggo, questo che ho letto su Sole 24 Ore. Mi pare una cosa strana, le ipotesi sono due: o non ci credi fino in fondo e vuoi controllare senza metterci quello che devi metterci per avere controllo, oppure però garantisce che faranno grandi utili grazie a questi asset. Dice, e questo è il punto che ha allettato tanti amministratori, secondo me stanno cadendo nella trappola, grazie a questa nuova società che ci metterà idroelettrico, il termovalorizzatore eccetera, porterete gli utili di AGSM, che sono 40, non so, parlo una cifra più o meno, ma più o meno sono così 40 milioni all'anno, li duplicherete, andrete 80, 100, cioè duplicherete gli utili. Questo c'è scritto su Sole 24 Ore, dichiarato dal Finocchiaro, che è il presidente di AGSM. Raddoppiare gli utili, ok, ma quasi una cosa miracolosa, cioè
Allora, un conto è dirlo, ma un conto poi è farlo. Siamo sicuri che se questi non si raddoppiano, se questi dopo fatto l'operazione non si raddoppiano, ma sarà colpa del mercato, colpa di qua e colpa di là. Allora, vogliamo fare questa operazione? Io lo dico già adesso, lo dico a te e chi ti ascolta, il venerdì nella riunione dirò una sola cosa. Benissimo, faccio finta che le vostre analisi siano vere, che i numeri che mi avete dato siano veri e che noi raddoppiamo gli utili. Però io su quello lì, se voi siete sicuri di questo, mi fate una garanzia in denaro che se gli utili raggiunti, il raddoppio degli utili non viene raggiunto, A2A paga Verona e Vicenza, pro quota paga Verona e Vicenza per il risultato non raggiunto. Me ne garantite per almeno 10 anni. Voglio vedere se questi accettano la sfida, perché se siete così bravi a fare i conti e state convincendo i veronesi, gli amministratori veronesi, a decidere questa fusione, che per mille principi che ho detto prima non sono d'accordo, allettati dal raddoppio degli utili, dei soldi che poi entrerebbero nelle casse dei comuni, per parlarsi chiaro, se siete sicuri di questo, bene, dovete garantirmelo. Se non siete in grado di darmi questa garanzia, io a scatola chiusa non compro niente, tanto perché una volta che ho svenduto il controllo sui clienti, che sono il vero valore, io non lo riporto più a casa, non lo porto più indietro, la scelta è definitiva per sempre. Ma appunto sul discorso di diventare un nucleo più potente dal punto di vista economico, non sarebbe, visto che c'è già un rapporto tra GSM e Amia e le rispettive controllate Acque Veronese e la Sarit, a fare una gestione concordata che porterebbe all'unica grande azienda di servizi, invece di andarci a unire con qualcun altro, un'azienda di servizi veronese completa che potrebbe avere un maggiore potenza economica per poi allearsi con Trento, Bolzano, Vicenza e Treviso. Su questo però ci sono dei settori che cioè, la GSM lavora esattamente con un appalto in house, praticamente diretto, secondo la normativa comunitaria, e su certi servizi come per esempio i rifiuti, eccetera, bisogna ricordarsi, bisogna passare delle gare, quindi non è scontato che Amia sia sempre Amia a gestire i rifiuti. Uno potrebbe essere, la normativa si sta cercando degli appigli per aggirare l'ostacolo, però alla fine la gara, dobbiamo fare più gare, vedere, perché alla fine non possiamo sempre, perché io sono il più bello, il più bravo, il più buono e a te ti do il servizio. Beh, ma quanto mi costi? Se uno mi fa il servizio per meno, facciamo delle gare. Poi invece si cerca di fare tutto questo evitando le gare. Ma al di là di questo, la cosa, il problema qual è? Un altro problema che solleveranno è quello di cade il bue. Cade il bue è certamente una palla al piede che grava sui bilanci GSM e li riduce, cioè è una perdita ma sul problema Cade il bue ho parlato anche con i nostri vicini, dice va bene, guardate, avete un problema lì, non preoccupatevi, lo affrontiamo insieme. C'è bisogno di fare qualcosa, di finanziare, di fare un'iniziativa diversa, c'è bisogno, avete un'emergenza rifiuti, cioè anche Bolzano c'è un inceneritore, ha detto perché non possiamo mettere a disposizione anche quello, ottimizziamo quello, cioè cominciamo a ragionare con realtà che sono contermini a noi, al nostro stesso livello. Quando siamo in mezzo ai colossi così, guarda, siamo sempre usciti perdenti, dalle banche e quant'altro. Ecco, quindi la cosa che critico è che non abbiamo negato il dialogo. Io ho parlato con l'amministratore delegato di Dolomiti giusto 4 giorni fa e lei me l'ha messo per iscritto, ho detto guardate che mi hanno buttato giù il telefono, ho chiuso ogni rapporto, ho detto non rompeteci più le palle. Scusa, io parlo molto diretto. Questo è il rapporto tra Verona, e pensare che noi che con l'azienda trentina noi abbiamo già delle attività insieme, abbiamo delle dighe, abbiamo l'idroelettrico al 50%, cioè già lavoriamo insieme, stiamo già collaborando, ma allora perché dobbiamo andare a rompere questi rapporti per aggregarci a una realtà quotata in borsa, lontana, che è un pachiderma, con costi eccessivi, con tariffe più alte, senza dare nessun vantaggio ai cittadini, solo con la prospettiva di raddoppiare gli utili per i comuni? Siamo sicuri di questo, che raddopieremo gli utili? Domanda che faccio. Ripeto, se il sindaco è sicuro, ci mette una fiduzione sopra, perché se fra 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni queste cose non si avverranno, non si verificheranno. Io voglio che Verona sia garantita, perché una volta fatto il passo non si torna più indietro. Vediamo se hanno il coraggio di mettere una fiduzione di A2A, che se Verona non raggiunge e Vicenza, la società tra Verona e Vicenza 2A non fa 100 milioni di utili da distribuire tra Verona e Vicenza, per esempio,
e quindi raddoppia rispetto a quelli attuali. Se non ci mette la garanzia su questo risultato qua, io a scatola chiusa non compro niente, quantomeno, al di là del principio che non sono neanche d'accordo con questa aggregazione, ma quantomeno voglio la garanzia del risultato, perché siamo stati, mi perdonami il termine, fregati troppe volte con le promesse. Questa volta ci vogliono i numeri e le garanzie bancarie da parte di A2A, che il risultato che non raggiunge viene pagato da A2A, degli azionisti di A2A pagano il risultato. Questa la porrò come condizio sine qua non, perché vada avanti una trattativa con A2A, se deve andare avanti. Ma ripeto, preferisco aggregazioni che Verona sia al centro, non sia la periferia dell'impero, ma sia al centro, com'è geograficamente al centro, come è stata punto di riferimento dell'impero nel passato, sia un punto di riferimento anche oggi nell'economia del nord-est, e lavorare semmai per un'aggregazione del Triveneto, delle tre Venezie. Questa è una strategia che dobbiamo seguire, che sono tutte realtà locali, piccole, simili alla nostra, che legate al territorio, che messe insieme, coordinate, a seconda dove si fa una politica dei servizi o condivisa, una politica dei approvvigionamenti condivisa, una strategia verso l'esterno uniti, cioè condivisa, dove si muove uniti nei confronti di A2A e di altri colossi, per modo di dire, che sono colossi dai piedi d'argilla. Dove ci muoviamo così, questa è una strada da seguire, non quella di andare col piattino in mano e farci controllare da Milano. Ecco, siamo giunti alla quarta domanda, adesso cambiamo un po', ritornando a dei spunti che mi hai dato durante il tuo intervento. Negli ultimi 15 anni Verona ha perso aeroporto, banca popolare, cassa di risparmio, le banche di credito cooperativo. Cosa serve a Verona per dimostrare il suo valore economico? Allora, Verona abbiamo perso tanto, troppo, ormai tutto. Questo magari, tolta la GSM, non abbiamo più niente. Allora, autostrade. Io non avevo seguito anni fa anche questo tema, avevo fatto un'analisi del bilancio consolidato della società, della Serenissima, del gruppo. Cioè, anche lì abbiamo avuto gli amministratori da prendere col calcio nel culo, lo dico molto forte, in maniera forte, perché lì dentro ci hanno mangiato tutti di più di tutti i partiti. Una società che quando apre il cassetto, la Brescia-Padova, produceva e produce 1 milione di euro ogni sera, senza rischio, senza niente, perché non esci l'autostrada se non paghi. 1 milione di euro ogni sera, quindi 360 milioni di euro all'anno, che riusciva a delapidare tutto e finire perfino nel gruppo, creando una serie di società satelliti che si occupavano di tutto e di più, tutte in perdita, che mangiavano tutti gli utili dell'azienda che produceva profitto, nonostante le tariffe anche alte. Io ancora 6-7 anni fa ho scritto un articolo e non sono stato querelato, volevano, perché avevo ragione, ho preso dei dati di bilancio, mi sono analizzato il bilancio consolidato, sono stato a guardarmi i numeri, quindi non potevano dirmi di no. Io avevo fatto una stima che se la strada Serenissima si scrollasse di dosso il gruppo, si fosse scrollato di dosso tutte quelle palle al piede che la politica e non so chi ha attaccato lì per mangiarci sopra, tutte tette da mungere che hanno attaccato alla vacca che produceva reddito, ci sarebbe stata una società che poi avrebbe potuto distribuire utili, oppure fare investimenti sul territorio, asfaltare strade, fare investimenti strutturali. Era una richiesta, una banca del territorio che dava richiesta al territorio. Invece l'abbiamo dissanguata, fatta morire, per poi cederla ora in mano ai spagnoli. Sta facendo il giro anche lì, cioè veramente abbiamo perso una richiesta del territorio, una richiesta che è servita in mano di altri, anche lì con i grandi giochi della finanza, delle banche, eccetera. E quindi ancora una volta Verona rimane a bocca asciutta su un reddito, una richiesta che avrebbe prodotto qua sul nostro territorio. E lì c'è una grande responsabilità della politica negli ultimi 20 anni almeno, perché la politica della Prima Repubblica, quella all'inizio, aveva creato queste realtà qua e le ha rese forti e grandi. La Seconda Repubblica, che si teneva meglio della prima, l'ha distrutta del tutto, l'ha distrutto completamente, e sono finite consegnate in mano ai privati, alle banche. E quindi perdere questa cassaforte è stata una follia, ormai l'abbiamo persa e non è più recuperabile. Ecco, dicevo, dall'analisi che abbiamo fatto nel bilancio, allora dicevo, noi possiamo abbassare le tariffe delle autostradali da almeno il 20% e ancora fare utili, perché le perdite che noi facciamo sono superiori. Noi abbiamo le tariffe che se guardo la redditività dell'impresa madre, quella che crea ricchezza,
e dopo vedo tutta la catena delle altre miriade di imprese attorno, società attorno, sono state create solo per mangiare questa ricchezza, infra con quant'altro hanno creato solo perdite attorno, ma molte altre. Pensa che quel gruppo lì andava al noleggio delle auto, faceva di tutto e tutto in perdita. Se mettevamo insieme, se toglievamo questi parassiti diciamo, dalla società madre che produceva reddito, avremmo avuto soldi per asfaltare strade, fare infrastrutture, fare le gallerie, trafori, quello potevamo fare a Verona, tutto quello che vogliamo, e ne avanzavamo pure, e senza fare grandi economie. Pensa quanto latrocinio c'è stato e nessuno ha mai avuto il coraggio di andare a indagare su questo. La politica veronese non ha mai guardato a questo, anche perché quello che poi ho cominciato a metterci il naso dentro, qualcuno mi ha anche fermato, lì dentro c'erano interessi molto trasversali, lì non era colpa della forza politica, basta, lì ci mangiavano in tanti, quando ci mangiavano in tanti la cosa è tutelata perché nessuno parla, perché tutti traggono profitto da quelle attività lì. Abbiamo visto che fine ha fatto, distrutta, dissanguata, svenduta, è finita in mano ai privati, ai spagnoli, poi tornerà ancora alle banche italiane, tornerà ancora in Italia. Gli spagnoli poi non si sa mai chi c'è dietro, perché di solito usano società spagnole, ma il mondo della finanza poi non capisce mai chi veramente comanda. Questa è una partita persa. Vogliamo perdere il GSM? Andiamo avanti così. Io non ci credo in questa, voglio chiarimenti, voglio trasparenza, e quello che si è fatto in questo periodo è tutto tranne che trasparente. Anzi, con la scusa che del segreto siccome c'è una società quotata non si può dare informazioni, trattative devono essere riservate, con questa scusa qui io sono arrivato a 2 mesi fa, chiedevo ai consiglieri di Verona, scusa, io leggo sul giornale, sul Sole 24 Ore e altre parti, che noi saremmo già fusi con questo, ma sapete qualcosa? Boh, mi sai spiegare cosa stanno facendo? Boh. C'è il consigliere comunale di Verona, che è quello che rappresenta i cittadini e dovrebbe decidere e votare alla fine, che è l'ultimo ad essere informato di queste cose qua, non sa nulla. C'è solo qualcuno che sa fuori dalla politica. Io questo modo di ragionare, fare politica, non ci sto per nulla, perché io voglio la trasparenza, siccome siamo lì per amministrare per l'interesse dei nostri concittadini, non ritengo che ci siano gli altri che pensano di fare l'interesse lì, si mettono in lista e cominciano anche loro a essere votati e andare lì a decidere, ma non decidere pensandoti poi di abbindolarti con qualche relazione, fanno qualche relazione così dove ti buttano negli occhi un po' di sogni utili, mirabolanti, meravigliosi, ti fanno vedere che le cose saranno grande ricchezza che arriverà. Poi chi mi garantisce il prossimo anno se non sarà così? C'è qualcuno che mi farà questa garanzia? Voglio vedere se c'è qualcuno che ci mette la firma. Il sindaco Sborina mi garantisce questo, ipoteca la sua casa, mi garantisce questo la banca, mi garantiscono tutti che quello che dicono sia vero, perché se è vero sono stati bravi, ma se non fosse vero vado a portargli via tutto quello che hanno, perché loro hanno svenduto un patrimonio che non è mio, non è tuo, non è del sindaco Sborina, ma è dei veronesi. Esatto. Io Stefano ti ringrazio per la tua disponibilità, ti ringrazio per averci chiarito questa situazione e spero che per tutte le persone che ci abbiano seguito di aver chiarito un attimino quello che sta succedendo. Adesso aspettiamo venerdì, giusto? Hai detto che ci sarà l'incontro e speriamo di avere buone nuove. Ti ringrazio ancora Stefano e ti auguro una buona serata e buona serata a tutti. Salve, buona serata a tutti.